In quel momento la politica stava cambiando, io ormai sono arrivata alla convinzione che i partiti cambiano, le persone no, cambiano i bisogni della società e noi dobbiamo dare risposte. Allora con Giorgio ci furono, per ragioni che proprio l'altro giorno ci siamo dette assolutamente poco plausibili, abbiamo perso tanto tempo, litigammo su cose stupide. Ed è il tema del fare squadra che è stato sollecitato da più parti. Allora io e Giorgio ci siamo ritrovati nel cammino, abbiamo ripensato alla politica, a ciò che vale per noi, e a Giorgio ho affidato un tema che è sempre stato per noi una adesione culturale, cioè l'Europa. L'Europa delle tradizioni comuni, l'Europa non solo del mercato comune, l'Europa di Benedetto, delle grandi cattedrali, della storia contemporanea, di un'Europa che dovrebbe essere più consapevole di sé rispetto ai grandi colossi che si spostano nel mondo e che determinano i cambiamenti. E Giorgio, siccome tra pochi mesi avremo le elezioni europee, ho chiesto proprio la riflessione su questo. Cioè, che cosa vogliamo noi dall'Europa? Amo il Veneto dice dell'Europa: vogliamo un'Europa somma armonica delle sovranità. Grazie ad Elena, grazie a tutti voi per l'importante partecipazione. Sorvolo sui preamboli legati a momenti antichi nei quali probabilmente cimentatisi per la prima volta nella nostra storia politica la responsabilità di governo ci ha fatto trovare a volte anche impreparati, è giusto sottolineare. Ma credo che anche l'esperienza successiva di Elena e di tanti amici nostri ci abbiano permesso di riscattarci e di dimostrare che poi le qualità morali, prima ancora che concrete, c'erano e hanno prodotto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Uno di questi è la folta partecipazione a questa importante assemblea. Il tema dell'Europa è un tema difficile, ostico da trattare in questo particolare momento storico. Devo dirvi che un po' me la sono cercata questo argomento, perché quando ci siamo trovati con alcuni amici per redigere una prima bozza di decalogo, io sono stato tra quelli che ha insistito di più che ci fosse la parola Europa ed europeismo all'interno di questo decalogo ed è giusto che me ne assuma tutta la responsabilità. Detto ciò, perché ho insistito? Perché nella nostra storia politica l'Europa aveva un fondamento importante. I giovani di destra, ecco, scusatemi se per la prima volta uso questo termine, sebbene la platea sia, non dico eterogenea, ma di provenienza diversa. La mia storia è quella e siccome vedo degli amici con i quali ho condiviso un percorso di militanza giovanile tanti, ormai troppi anni fa, devo ricordare agli altri che la destra giovanile è nata ed è stata educata al mito dell'Europa. L'Europa delle nazioni di Pino Romualdi non era nient'altro che la necessità di riscattare un continente rispetto alla contrapposizione tra due blocchi, Stati Uniti e Unione Sovietica, che giocavano con i destini d'Europa, mentre l'Europa aveva il diritto e il dovere di essere artefice del proprio destino. E allora, con un po' di romanticismo, permettetemi di ricordare che questa generazione, questo gruppo politico cantava la libertà dei giovani di Budapest, cantava le gesta di chi si ribellava a questa dura contrapposizione. Siamo stati tra i primi giovani in Europa a festeggiare sulle macerie del muro di Berlino, mentre altri, e non punto il dito contro nessuno, ma sto facendo soltanto un'analisi di chi siamo e di chi eravamo, mentre altri dicevano di amare talmente tanto la Germania che preferiva ce ne fossero due di Germania. E noi eravamo tutt'altra cosa. Noi speravamo e pensavamo che l'Europa potesse riscattarsi rispetto a quel duopolio di cui vi ho fatto cenno un attimo fa, ma mai e poi mai avremmo pensato che questo sogno si sarebbe infranto nella tecnocrazia, nel dirigismo di stampo socialdemocratico, si sarebbe infranto
nella brutta immagine che dà di sé. D'altronde un piccolo, come dire, una piccola digressione la voglio fare anche su chi oggi governa l'Europa. Oggi, se in Europa governa uno come Macron, che sappiamo da dove proviene, uno come Macron, l'Europa qualche problema ce l'ha. Se molte aziende, le principali aziende italiane si trasferiscono in Lussemburgo e Juncker, che proviene dal Lussemburgo, chiede all'Italia di garantire una crescita di prodotto interno lordo in un determinato modo, qualche problema il sistema Europa lo manifesta. Non possiamo eludere questo genere di situazioni, ed è vero anche che l'Europa non può non riconoscere da dove nasce, da dove proviene e qual è stato il percorso. Probabilmente dall'antica Grecia alla romanità, alla cristianità, all'Ottocento delle patrie, cosiddetto l'Ottocento delle patrie mi piace moltissimo come etichetta, l'Europa ha il diritto e il dovere non soltanto di difendere se stessa, ma ha il dovere di mettere in atto tutte quelle iniziative atte a tutelare quella che è la sua storia, quelle che sono le sue tradizioni, da dove proviene. Ci sarebbero molte cose da dire su un argomento, ripeto, che non vi sfuggirà, ostico e difficile, ma quando nel titolo scriviamo somma armonica delle sovranità, intendiamo dire che l'Europa è fatta eterogeneamente di culture diverse, sicuramente di lingue diverse, ma ha la possibilità di darsi una politica estera comune, ed è molto importante, una difesa comune per evitare che il mondo sia governato ancora da Stati Uniti, non più Unione Sovietica ma Russia in questo caso, e il terzo colosso che è la Cina, che rischia di annientare ogni sogno di riscatto di un'Europa che non deve e non può diventare la capitale internazionale della tecnocrazia e del dirigismo. Qualche giorno fa, assieme ad Elena peraltro, abbiamo partecipato a un convegno e ho appreso da questo convegno che nel rapporto consegnato dai servizi al Parlamento, datato febbraio 2017, i servizi segreti dedicano un capitolo al rischio Italia. Un rischio che sarebbe rappresentato da due, anzi forse tre fattori. Il primo rischio è la denatalità, il secondo rischio è la conoscenza delle tecnologie italiane che vengono rubate da parte del mondo, e il terzo rischio, probabilmente il più importante, è quello legato, aspetti, voglio dirvelo bene perché me ne ero fatto un appunto, il rischio sulle disuguaglianze. Le disuguaglianze che in Italia paradossalmente vengono rappresentate al meglio in Europa, cioè in Italia c'è la zona più ricca d'Europa e c'è la zona più povera d'Europa. Allora, se questo è l'esito di tanti lavori attorno a un progetto comune europeo, dobbiamo ripensare l'Europa, riscattarla ed evitare che venga governata da quell'ambiente dell'alta finanza e della tecnocrazia, scusate se uso ancora questo termine, che evidentemente non merita di essere rappresentante di una storia, di una cultura e di tradizioni che so che verranno trattate successivamente al mio intervento. La somma armonica delle sovranità non è assolutamente in contrapposizione col concetto d'Europa, ma ne valorizza la pluralità di cultura e di tradizioni. Grazie Giorgio. Grazie Giorgio.